Sono le 10:30 del mattino, il suono della sirena e poi giù con microcariche esplosive 5 silos, gli ultimi dei 34 della Silos Granai della Sicilia SRL nel molo sud dell'area commerciale del porto di Ancona. Cilindri di cemento alti 28 metri, costruiti negli anni 60 nella Darsena Marche per i traffici dei cereali. Le demolizioni sono iniziate a fine aprile e sono state effettuate da imprese specializzate sia con microcariche esplosive sia con abbattimento meccanico. Con le demolizioni si è sollevata una grande nube di polvere, ma i cittadini possono stare tranquilli, non contiene materiali pericolosi. Durante le operazioni, sempre presenti gli organi di soccorso e sicurezza. La scadenza era il 20 giugno per ultimare questi lavori di demolizione, è stata quindi rispettata e adesso si andrà a concludere con la rimozione delle macerie in maniera da liberare il piazzale, che viene riconvertito per l'utilizzo del traffico merci dello scalo, un traffico merci che sta segnando numeri positivi. Quest'anno le statistiche sono in crescita da gennaio. Probabilmente in autunno si procederà con l'abbattimento dei 12 silos della SAI SRL alti 44 metri. E da parte di questo concessionario siamo in attesa della consegna del progetto di demolizione, che poi seguirà lo stesso iter con tutte le amministrazioni competenti in ambito di conferenza di servizi per arrivare all'approvazione del progetto e conseguenti lavori di demolizione, così come è stato per questo impianto. Sicuramente non saranno attività che saranno svolte nella stagione estiva, anche in considerazione proprio del traffico passeggeri e dell'alta stagione. Il porto di Ancona si trasforma. Con l'abbattimento di tutti e 46 silos viene liberata la banchina di 350 metri con un retrobanchina di 33.000 metri quadrati che insieme all'area dell'ex Bunge, sulla quale si procede per l'acquisizione di ben 49.000 metri quadrati, si creerà uno spazio complessivo di 82.000 metri quadrati. Una delle ipotesi che sarà vagliata nel nuovo piano regolatore è quella di trasferire i traghetti in quest'area.